Microfono. Signore e signori, è bello questo popolo. Ci siamo? Molto meglio il microfono. Ora Agrigento si risveglia con una coscienza civica straordinaria. Facciamoci un applauso grandioso. Perché per la prima volta si fa un risultato che va contro le logiche di questo metodo di governo del centrodestra che ci ha lasciato annichiliti in questi anni. Allora la battaglia ancora è tutta aperta, siamo i primi in classifiche, facciamoci un applauso perché nessuno l'avrebbe mai detto, e sulla vittoria è chiaramente una battaglia all'ultimo voto, quindi il dato finale è quello che arriverà fra un paio di ore, quindi la vostra presenza qui è straordinaria, è meravigliosa, non sappiamo quando potremo dare un dato definitivo. C'è una certezza, la certezza è che nella peggiore delle ipotesi, permettetemi di dire, ma è straordinaria, siamo al ballottaggio da primi in classifica. Ma le buone notizie, amiche e amici agrigentini, non finiscono qui. Noi abbiamo cominciato il nostro percorso con un'operazione grandiosa, straordinaria, una scuola per consiglieri comunali, e annunciamo qui che le nostre liste superano di gran lunga lo sbarramento e persone libere, oneste, competenti, appassionate andranno dentro il Consiglio Comunale di Agrigento per la prima volta dopo anni e anni. Allora godiamo oggi, godiamo, gioiamo, per aspera ad astra, se non vinciamo adesso vinciamo fra 2 settimane e liberiamo la nostra meravigliosa Agrigento. Grazie a tutti. Grazie a tutti, perché questa non è una battaglia vincente di un singolo cittadino, non lo è del candidato sindaco, non lo è della sua squadra, lo è della città. Mauro, della lista persino di Gallo, cioè rischiamo di arrivare primi. Questo, permetteteci, è una vittoria nella vittoria, perché ci confermiamo la prima lista della coalizione. E certamente speriamo che ovviamente al ballottaggio gli agrigentini, se così dovrà essere, faranno la scelta giusta e sarà, posso dire, un plebiscito. Popolo meraviglioso, allora attendiamo ancora, la vittoria elettorale arriverà fra un po'. La comprenderemo, ma c'è una grandissima vittoria morale che ci rende straordinari cittadini di questa regione, di questa nazione meravigliosa che è l'Italia. Allora grazie a tutti. Forza! Bravo Michele! Io voglio soltanto aggiungere una cosa, non so se vi ricordate, Miki, quando eravamo qua praticamente un paio di mesi fa dallo stesso punto, e nessuno avrebbe mai creduto e scommesso che da soli, senza i poteri dei Fratelli d'Italia, le grandi liste, con sole 3 liste, ragazzi, noi 3 liste, siamo arrivati prima di loro, incredibile! Con sole 3 liste! Io voglio ringraziare tutti gli amici del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Casa Riformista, perché questo risultato è straordinario e ancora non è scritto, perché potrebbe succedere che nel giro di 2 ore avviene anche il miracolo, ma in ogni caso Michele sarà il sindaco di questa città. Viva Agrigento libera!